considerazione iniziale. Per i fondi pensioni internazionali il private equity è una delle classiche aree di investimento. Per dirla in maniera più chiara, diciamo, i primi investitori nell'attività di private equity da sempre nel mondo sono i fondi pensione, quindi che sia un'attività che debbano necessariamente i fondi pensione prendere in considerazione è fuori discussione. Il private equity rientra nei cosiddetti investimenti alternativi, nelle asset class alternative, quindi è uno strumento da prendere con cautela, quindi deve rientrare nell'ambito della diversificazione dell'investimento del fondo pensione perché si rivolge agli investitori professionali, deve essere fatto come è stato fatto in tutto il mondo un po' alla volta, necessita di una professionalità da parte del fondo pensione abbastanza sofisticata, quindi il fondo pensione deve investire in professionalità, in persone, in grado di capire le grandi differenze con il private equity. È una parola che racchiude anche molte tipologie diverse di investimento, quindi il primo tema è capire quali aree all'interno del private equity sono più di interesse di uno specifico fondo piuttosto che di un altro, e all'interno di quell'area identificare quelli che sono i gestori migliori, perché purtroppo c'è una variabilità altissima in termini di rendimenti, nel senso che è un asset, una tipologia di investimento, un asset class che rende molto bene, no? Che ha reso in passato moltissimo, nella media, però qui la media conta poco purtroppo, la media conta molto poco in quanto c'è una grandissima differenza tra i bravi gestori e i cattivi gestori. Nello stesso anno, dello stesso periodo, sullo stesso periodo di investimento c'è chi ha fatto più 30% e chi ha fatto meno 30%. Quindi questo richiede una professionalità molto più sofisticata da parte del fondo che intende aprirsi a questo tipo di investimenti. In converso però se fatto bene questo mestiere può dare un contributo molto importante, specialmente in un momento di tassi molto contenuti, può significativamente contribuire al risultato del fondo. Molto positiva, nel senso che purtroppo come funziona anche qui nel mondo, e l'Italia necessariamente ripercorrerà quelle che sono state le cose che già altre nazioni hanno vissuto. Normalmente quello che si cerca di fare, i fondi pensione sono i soldi di chi lavora, no? E quindi è corretto, senza pregiudicare il rendimento, ma è assolutamente corretto che una parte di questi soldi ritornino nel tessuto industriale anche a livello locale, quindi questo è giusto a livello nazionale e è giusto anche a livello regionale e locale. E io credo che faccia anche piacere, sinceramente, a chi dà i soldi ad un fondo pensione sapere che una parte ben gestita, ben curata, con professionalità, però venga riversata nelle società del territorio che in fondo producono ulteriore lavoro, sviluppo e quindi anche garanzie per il futuro, credo che sia un qualcosa che è percepito positivamente in tutti i paesi, non vedo come non lo sia, in una situazione complessa come la nostra. Quindi ottima questa mossa, vi devo dire che sinceramente noi abbiamo incrociato abbastanza altri fondi pensione, non tutti hanno fatto quello che voi state facendo, anche fondi molto più grandi sono un po' ancora indietro in questo processo per varie ragioni, perché non ci hanno pensato, perché non ci vogliono pensare, perché non hanno le persone adatte, perché non hanno un consiglio direttivo tale che li spinga in quella direzione, quindi è incommiabile, devo dire la verità, senza voler così, però sinceramente è incommiabile questo tipo di orientamento, l'aver aperto anche a tutti, non solamente alla direzione, ma per far capire questo strumento, perché è anche corretto poi alla fine che, essendo i soldi chiaramente delle persone che erano qui oggi presenti, è bene che anche loro, quantunque non siano loro i decisori, però si rendano conto di quello che state facendo. Quindi lo sforzo è incommiabile, sicuramente positivo, c'è da augurarsi che anche altri si muovano in questa direzione.